Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di soggetti che ritornano e poi non sono quelli che si sperava. Ma prima di fare questa pillola, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale Il Legale Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e di iscrivervi anche a Telegram, dove a lunedì sera alle 20:30 nel gruppo dei magici arcieri Bertoldini, il legale Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, siamo già sui 170. Eventualmente, se avete voglia di collaborare, alle 21 ogni sera a tempo indeterminato il legale e altri maghetti intrepidi e volonterosi tengono 5 minuti per costruire un muro di fuoco per difendere la nostra gloriosa nazione. Bene cari amici, iniziamo questa micro pillola per parlare un po' di quelle situazioni particolari in cui magari un cliente chiede di far ritornare una persona, donna o uomo che sia, no? E l'operazione magica funziona, però a un certo punto la persona che torna non sembra più quella di prima. Allora bisogna mettere bene in chiaro una cosa: ci sono persone tipo i narcisisti che magari la prima volta che li avete avuti nel vostro perimetro sentimentale, nel vostro raggio d'azione sentimentale, magari si comportavano in un certo modo, poi per qualsiasi motivo hanno abbandonato la nave o la barca o la scialuppa o la zattera, poi chiamatela come volete, o il nido, e proprio perché era la loro natura, e poi con un intervento magico si riesce a farli tornare a casa. Il problema è che queste persone hanno un loro carattere, hanno delle loro attitudini che il radiestesista o il mago vede, o la sibillologa o il sibillologo vede, no? Però alcune volte ci sono dei clienti che lo vogliono a tutti i costi, sebbene non sia neanche l'anima gemella, ma sia solamente una persona che deve insegnare qualcosa al cliente, qualcosa a livello karmico. E è il classico discorso della battuta che a un coniglio, se gli mette in fondoschiena una molla, non diventa un canguro. Quindi quando succede che si fanno degli interventi magici e funzionano, cioè nel senso che la persona che si è allontanata ritorna, si riavvicina, magari ritorna però toglie la maschera, e quindi succede che alcune persone si rendono conto che sì, è tornato, ma non è più quello di prima. Ma in fondo prima non era mai stato lui, era solamente una maschera narcisistica o del classico furbetto che voleva solo approfittarsi, e poi dopo lo si vede realmente, nel senso lui magari ricontatta, vuole avere ancora dei rapporti, vuole insomma essere quello di prima a livello fisico, ma non sentimentale, e cioè nel senso che lui vuole solamente fare dei rapporti fisici e stop, è tutto lì. E allora uno si domanderà: ma perché prima non era così? Semplicemente perché prima aveva una maschera, ma il carattere, la magia non lo può cambiare. Cioè se uno è una tartaruga non può diventare un'aquila. Il mago in sé non può e non deve neanche cambiare il carattere della persona, perché sennò lo schiavizzerebbe, e tanto vale. Può al limite aiutare e dare una spintarella nel fare in modo che a livello mentale rinasca quella piccola scintilla di rivedere, di riavere un avvicinamento con la persona che magari con cui si era lasciato. Quindi cari amici, quando voi fate fare dei lavori magici per un riavvicinamento, dovete sempre pensare che se l'esoterista vi dice guarda che quella persona non è la tua anima gemella, no? Quando questa persona ritorna, magari non è più quella persona che avete conosciuto 4 anni prima, 5 anni prima. Magari lui, realmente il suo carattere, come si suol dire, era diverso. Capite? Quindi non bisogna mai illudersi che la magia possa fare miracoli.
può dare una mano importante, ma il carattere non lo si può cambiare. In più, se un narcisista, capite, è una cosa molto difficile, è già un miracolo in un certo senso farlo tornare. Bene cari amici, il Marietto ha finito qui questa micropillola. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale del Legale Marietto Veneziano, di farlo e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.